Non dimenticarti di me, canta il leader dei Simple Minds, e non si dimentica di me Giovanni Candussio, perché quando bisogna parlare di concerti è un elemento imprescindibile per la nostra trasmissione. Buonasera Giovanni. Buonasera. E bentornato. Grazie mille, è sempre un piacere, non mi dimentico di te Insomma, e di voi. No. Non è che abbiamo caricato il video per piacere, va bene, ci piace, però ricordiamo che c'è il concerto dei Simple Minds a Udine. Quando, Giovanni? Partiamo da qui, partiamo proprio Sì, da Udine, dal 10 di luglio, in quello che sarà, spero, un evento da ricordare con i Simple Minds che si esibiranno. Qualcuno dice il il concerto più Castello. bello dell'estate a Udine, il concerto più rappresentativo. Potrebbe assolutamente. Non dice una stupidaggine. No, non dice una stupidaggine, perché insomma la caratura di questa band è nota, non è la prima volta che vengono in regione, lo sappiamo, ma ogni volta che tornano lo zoccolo duro dei fan anni 80-90 del loro pop rock. Sì, tra l'altro c'è una componente corposa, consistente di nostalgici, non tanto di nostalgici, di gente che a quell'epoca era adolescente o poco più che adolescente, certo. Quindi vedo anche sui social in questi giorni, in tanti si stanno caricando, come si dice in gergo, perché vogliono andare a sentire, non vogliono mancare a questo appuntamento. Di sicuro, proprio transgenerazionale. Ecco, al di là della componente nostalgica, no? Mi piace perché mi ricorda quando avevo 16 anni, che può essere questo il pensiero diffuso, perché qualcuno di più giovane, o non necessariamente in quella fascia d'età, anche di molto più anziano, diciamo così, può andare ad ascoltare un gruppo del genere? Comunque è un gruppo, parte di quella che è stata definita la New Wave americana, che ha scritto delle pagine di storia importanti del genere rock, fino dalla fine degli anni 70, per tutti gli anni 80, anche per gli anni 90, e si confermano tutt'oggi, perché il loro album Walk Between Worlds è uscito pochi mesi fa, a inizio anno, e li ha visti riconfermare veramente un trend e un livello che li conserva benissimo dopo 40 anni di carriera. Come Pipins, come si direbbe in friulano. Cosa fa in modo che certi gruppi, tu che ne vedi passare tanti, siano così longevi secondo te? Cosa gli dà così tanta struttura nel tempo? L'esempio dei Simple Minds è emblematico. Queste sono macchine da show, nel senso degli artisti, dei professionisti di un livello tale che non sbagliano un appuntamento live, non lo sbagliano, il loro livello è sempre laddove veramente si crea la reputazione certo. del gruppo. Sono cioè costantemente in tour da 40 anni, esatto. Non che non si inviti la gente a far lavorare male in studio, però è il live che ti dà lo spessore di gruppo. È tutto il live per band come queste, e ogni tour loro dimostrano la stessa identica qualità. Li abbiamo visti più volte, sono tra l'altro fantastici perché sono simpatici, compagnoni, loro scozzesi, ma adorano l'Italia, adorano il cibo italiano. Giustamente. Insomma, li abbiamo conosciuti e loro, quando sono arrivati, sono sempre stati perfettamente inseriti e felici di essere ospitati da noi. Senti, facciamo un piccolo promemoria. Colle del Castello. 10 luglio. 10 luglio, insomma non manca siamo quasi. Tanto tempo. Come siamo con i biglietti? Ce ne sono ancora? Sono ancora in vendita sul circuito Ticket One, quindi chi è interessato può ancora acquistare, ovviamente li venderemo probabilmente fino all'ultimo giorno, anche il giorno stesso, perché il Castello comunque ci permette di accogliere un buon pubblico e sarà sicuramente una bella serata di festa. Dai, sarà serata sold out come al solito in Castello, poi Speriamo. piace, insomma, tutti gli udinesi potranno ascoltare perché la musica si diffonde un po' in tutta la città, però esserci, avere la possibilità di stare lì sotto il palco è più da racconto ai posteri che origliando un po' così dalla finestra di casa. A proposito di live e di personaggi che danno tantissimo in quel contesto, c'è anche Caparezza a Palmanova in questo caso. È Palmanova che si conferma, è tornata un po' ai fasti di un tempo con i concerti in Piazza Grande. Era un peccato non vedere la piazza sfruttata in questo senso, e da un po' di anni si è tornati anche a quella dimensione. Io ascolterei un attimo una parte di un pezzetto di Caparezza e poi torniamo con Giovanni. Dai capelli crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi che più difetti
velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto. Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quanto ti sbagli, credimi. No, non è vero che non sei capace, che non c'è una chiave. No, non è vero che non sei capace, che non c'è una chiave. Michele Salvemini, no? In arte Caparezza, 7 luglio in Piazza Grande a Palmanova, un grandissimo, dai, un grande paroliere soprattutto. Un grande paroliere, un grande uomo d'immagine, un grande senso dello humor, a tutti gli effetti anche uno sperimentatore, a tutti gli effetti secondo me, non è che perché lo dico io, ma perché lo dicono in molti più accreditati di me. Caparezza rappresenta qualcosa del meglio della musica italiana. Adesso riparte con questo nuovo tour che segue l'album che è uscito, ha già fatto benissimo nei palazzetti questa primavera e adesso riparte per l'estate. Una delle prime date sarà appunto quella di Palmanova. Dicevi bene, Palmanova torna ad ospitare concerti, sì. Ed è bello che sia così, perché la Piazza Grande di Palmanova, di questa città ora anche riconosciuta con il patrimonio dell'umanità, merita assolutamente di avere eventi di questo tipo qua. Quindi siamo prontissimi a tornare a Palmanova ogni qualvolta ci sarà la possibilità, e questo sarà una grande possibilità. Purtroppo si è saltato Aznavour per problemi di salute. Purtroppo insomma, Charles Aznavour mi è pianto il cuore perché avrei partecipato molto volentieri. E in tanti come te, però... In tanti si sono dispiaciuti. Insomma, in tanti ci hanno pregato di portare un messaggio di augurio per sua pronta guarigione. Chi non lo sapesse, Charles Aznavour è stato vittima di un incidente si è fratturato un braccio e quindi abbiamo dovuto, gioco forza, annullare il concerto di Palmanova. Peccato, però insomma ci si potrà consolare con altri appuntamenti, alcuni fra i quali vengono raccontati proprio in questa serata. Senti, passando invece a un altro giovane cantautore che non ha ancora i crismi di Caparezza, ma ha nella bacheca titoli un Sanremo, un festival di Sanremo, insomma c'è Francesco Gabbani. Poi raccontiamo dove si esibirà, però intanto vediamo una clip anche del cantante toscano. Oggi il paradiso costa la metà, lo dice il venditore di felicità. In fuga dall'inferno finalmente in viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento, sulle spiagge arroventate, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate, di dove siete, come che state, ci state bene, estate. Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente. La tua vita a largo, da una vita intera, fischia il vento ed urla la bufera. Tra le granite e le granate, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate. Qui anticipiamo di un giorno, Giovanni, rispetto al concerto di Caparezza, perché Gabbani è il giorno prima, un po' più a nord di Palmanova, pochi chilometri, un po' più a nord-ovest, diciamo così, perché è a Villa Manin. Anche Villa Manin si conferma come scenario, luogo adatto per la musica anche quest'anno. Diciamo che tornano i grandi concerti a Villa Manin e questo è un bene, ovviamente, per lo stesso motivo di cui prima c'è un bene architettonico che è meraviglioso, non farci eventi dentro che possano portare anche visibilità a... Si era un po' persa quella ristrutturazione, tutto, insomma era un po' emarginata la scorsa estate, no? Gabbani aprirà un calendario che è stato volutamente scelto fra il meglio della musica italiana attuale, e quindi le grandi stelle della musica italiana verranno a Villa Manin. Inizia Gabbani il 6 luglio. Ecco, si pensava si perdesse un po' Gabbani, dopo la scimmia eccetera, troppo successo, invece ha tenuto uno standard di popolarità, no? Senza dubbio, anche perché c'è una base, nel senso lui non è uno che magari è uscito da un talent, non ha background, non ha esperienza, sì, è esatto. uno che ha suonato nei locali e si è fatto
si è fatto la pelle e le vesciche suonando, fino a vincere prima Sanremo Giovani e poi Sanremo Big. Quindi primavera e scudetto ha vinto, esatto, in questo senso, tanto di cappello. Sa come si arriva a questi livelli, poi è poliedrico, insomma suona un po' di tutto. Molto presente sul palco, è veramente da vedere. E piace tantissimo ai giovani e ai giovanissimi, i bambini per Gabbani stravedono. Impazziscono. Senti, quelli un po' più adulti invece a Villa Manin potranno consolarsi con un trio, no? Allora, partiamo dal primo trio, che è quello di Max Pezzali, Neck e Francesco Renga, che fanno questo tour che per la prima volta li vede uniti. È il tour più di successo dell'anno, premiato anche ai Win Music Awards per questo. Quando saranno presenti? L'11 di luglio, quindi 6 luglio Gabbani, 11 di luglio Max Pezzali, Neck e Renga, che insieme cantano tutti assieme i loro pezzi migliori. È uno show che noi abbiamo già portato a Jesolo a inizio anno e devo dire che funziona alla grande, quindi anche qui affrettatevi per prendere i biglietti perché stanno andando veramente a grandi livelli le vendite. Quanti posti ci sono a disposizione in complesso a Villa Manin? Villa Manin è una location ampissima. Infinito. Ovviamente quindi per spettacoli di questo tipo si è optato per scegliere le sedie, quindi saranno posti seduti e comodi. Ovviamente chi prima compra meglio vede. Meglio sta, esatto. questo è. Comunque questo trio ha ognuno dei tre ha 25 anni di musica alle spalle e delle canzoni che tutti conoscono, sommate assieme non può che venire. Chiaro, è un grandissimo seguito, grande show. Soprattutto in particolare da queste parti. Senti, tu giustamente mi hai corretto perché non c'è un solo trio a Villa Manin, ma ce n'è un altro che è quello composto da Il Volo. Allora dovete sapere che quando è stato annunciato il concerto del Volo, non dico che fossimo perplessi io e Giovanni sulla pubblicità al concerto, però pensiamo chissà se sui social verrà condiviso, perché è un tipo di musica che magari si allontana dal rock, dalle cose che sono di solito più condivise, più commentate. Invece è stato l'evento social di questa primavera, la cosa più commentata in assoluto. In assoluto, e tra l'altro loro hanno uno zoccolo di fan che sul web si chiamano le Il Volovers. No, niente di meno di grandi icone della musica pop, non so, quelli tipo Miley Cyrus, le Smilers o i One Direction, avevano le Directioner. Sì, forse non ci rendiamo conto del successo. Anche Il Volo ha il suo zoccolo che sono le Il Volovers, organizzatissime, soprattutto su Twitter e su Instagram a livello mondiale. Ci fanno capire che tipo di tiro hanno questi tre ragazzi che hanno già conquistato tutto il mondo prima di magari vincere Sanremo da noi e sfondare anche in Italia. Suonavano già alla Royal Albert Hall o al Madison Square Garden, che non sono sold out sempre. Da ultimo, come si dice. Esatto, no? esatto. Ascolta, Villa Manin, abbiamo esaurito la programmazione perché questi saranno i concerti, la musica, giusto? Mancano ancora due grandi appuntamenti. Ecco. Uno con Gianni Morandi. E siamo scusa, non potevo dimenticarmi Gianni Morandi, adesso faccio ammenda. Sì, Gianni, tra l'altro non viene da 10 anni in Friuli Venezia Giulia e ce l'hanno da tanti anni, ci chiedono perché Gianni non torna più, non ci ha dimenticati. No, Gianni non ha dimenticato nessuno, anzi lui non dimentica proprio nessuno. Se può fare un selfie con qualsiasi persona, e sappiamo che a proposito di social proprio lui è attivissimo, è fantastico, abbracci per tutti, abbracci e sorrisi per tutti. Un caso di studio dal punto di vista della gestione del profilo Facebook. E rimane sempre un grandissimo artista, capace di fare 2 ore e mezza e passa di concerto con tutte le sue canzoni. Insomma, ha venduto più di 50 milioni di dischi in carriera. Insomma, il classico mostro sacro. Che sarà anche lui a Villa Manin, e chiuderà il programma Ermal Meta il 23 di luglio. Ermal Meta a livello italiano è quello che possiamo considerare. Anche qui abbiamo una sequenza di sanremesi, tutti gli ultimi che abbiamo nominato sono tutti in anni diversi, hanno vinto tutti il Festival della Canzone Italiana. Sanremo è sempre comunque il salotto della musica italiana, avendo prediletto un calendario di top italiani, tutti da lì evidentemente sono passati. Anche Ermal Meta ha vinto quest'anno campione uscente, diciamo, campione uscente assieme a Moro, che sarà a Lignano, ma magari ne parliamo più tardi. Ma Ermal Meta, oltre che un bravissimo interprete, è anche un grandissimo autore, perché da anni scrive per i maggiori artisti italiani, quindi è uno che ha molto da dire. Certo, anche lui molto apprezzato, più di quello che
in maniera superficiale si possa pensare, perché l'ho sentito settimana scorsa da Luca Barbarossa a Radio 2 Social Club, con il pubblico in studio entusiasta, cantavano le canzoni, c'era una competenza anche assurda, lui ha un seguito no? social pazzesco, le sue fan si chiamano i lupi di Ermal, così, curiosità. Senti, a proposito di gente che ha un grande seguito, io adesso mi sposterei e andrei a Maiano per un altro gruppo che è stato recentemente nella vicina Capodistria, che però anche per quello che riguarda il concerto nella nostra località collinare sta creando una grandissima attesa, hanno molto seguito. Vediamo un attimo chi sono. When death comes, I won't be there. In fact, I will not be found anywhere. Not in Nevada, not in Sahara, on Chamalugma or Guadalajara. Cause I'll be climbing top of a never rest with my contaminated friends. Hey, 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 howdy, howdy, ho, howdy, howdy, hey. Hey, 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 howdy, howdy, ho, howdy, howdy, hey. Hey, 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 howdy, howdy, ho, howdy, howdy, hey. Hey, 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 howdy, howdy, ho, howdy, howdy, yeah. На параллелях и меридианах again I am Wahoo, Vasco da Gama. In my headphones is Bob Marley and Nacho Strama. I'm on a quest for solar amalgama. I'm on a quest for a never rest with my contaminated friends. Dico col bordello a Maiano, diamo la data Giovanni, così Domenica 22 luglio. Domenica 22 luglio, lì ci sarò e non posso mancare, è un gruppo che a me piace da un sacco di anni. Ti aspetto a braccia aperte, tra l'altro il festival inizierà il 21, proprio il giorno prima, quindi sarà uno dei primi eventi della 58esima edizione. Maiano, diciamo, ci ha abituati bene. Maiano ci ha abituati benissimo. Delle scalette. Maiano insomma, ci abitua presenze. sempre benissimo, in ogni caso, che si parli di musica o che si parli di accoglienza, di gastronomia, perché il Festival di Maiano è un evento che ormai in regione... Il gallo per l'estate. Il gallo per l'estate, insomma, non si può non stare bene a Maiano. E in più ci ha abituato bene a livello musicale, perché se pensiamo in un paesino del nostro collinare hanno suonato i Deep Purple, per dire. Sì, cioè, sì, nomi pazzeschi, insomma, i Maiden. E questo tutto i Maiden, tutto grazie al grande lavoro che fa la Pro Loco di Maiano, e che ha a tutti gli effetti un esercito organizzatissimo di bravissimi ragazzi che lavorano e spendono il loro tempo per creare qualcosa di unico lì e fare 150.000 visite, 200.000 visite ogni edizione, quindi qualcosa che va avanti da 58 anni su questi numeri qua. Senti, fantastico. anche per i Gogol Bordello, al di là dell'aspetto, insomma, o della scena che si propone, vale lo stesso discorso che facevamo prima, c'è un gruppo di gente strutturata, professionista, professionale, altrimenti non sarebbero sulla breccia da 10-15 anni, insomma, assolutamente con sì. quei ritmi lì. E tra l'altro unici nel loro genere, sì, perché una band così crazy, come si direbbe, no? Non ce n'è molte in giro, questo genere gypsy punk che fanno. Sì, sì, un genere, diciamo, quasi inventato da loro, sì, insomma, infatti, o codificato da loro. Sicuramente il loro modo di farlo è unico, perché mischia rock, soul, blues, ma punk e anche musica tradizionale ucraina, quindi sì, qualcosa di veramente sperimentale, ma che è stato messo nella loro maniera a disposizione di tutti in maniera facile, e la gente questo lo apprezza. Infatti sono proprio, come dici tu, sì, molto amati in tutto unita il mondo. alla capacità di fare business americana in questo caso. In questo caso sì. Il mix corretto, sì, per godersela e divertirsi. Ed è piacevole. Ed è molto piacevole. Non è solo Gogol Bordello Maiano, però c'è anche altro. Raccontiamo un attimo che cosa c'è. Programma molto ampio anche quello di Maiano, che affianca serate come sempre con le grandi band italiane. Ecco, per esempio i Negrita il 26 luglio. Loro sono grandi amanti del Friuli, tra l'altro. Ah beh, loro... Da che ho memoria sarà il 15° concerto
dei Negrita in zona Friuli Venezia Giulia. Considerando che sono ormai sulla scena da più di 25 anni, ne hanno fatti di tour e praticamente ogni tour sono venuti da noi, sempre con grande risposta, perché i Negrita anche questi sono un altro simbolo della nostra musica rock. Ormai ce li abbiamo dentro, ognuno conosce. Il mio primo credo nel 97 a Rototom a Spilimbergo, fantastico, no, anzi a Pordenone, no? a Zoppola, scusa, a Zoppola. No? Giusto, e adesso insomma a distanza di 20 anni o più ancora sempre con lo sono... stesso spirito tornano sui palchi anche dalle nostre parti, quindi in Negrita il 26 luglio. Abbiamo poi un altro spettacolo che è più pensato invece per le famiglie, quello di Grease, il musical, che quest'anno Grease compie 40 anni. Trasversale anche sì, Grease, insomma, no? Chi lo mette in scena Grease? La Compagnia dell'Arancia, ovvero la compagnia originale, l'unica, la prima che in Italia ha portato Grease. E compie 20 anni questo spettacolo, che solo in Italia ha fatto 1.750.000 persone in questi anni. Quindi 40 di Grease, 40 del film del musical, Grease, 20 dell'edizione italiana. Ci spostiamo invece a Lignano Sabbiadoro, perché lì veramente c'è una componente consistente, no? Ieri, raccontando un po' del concerto dei Negramar, abbiamo cercato di dare una finestra su tutta quella che sarà l'attività lignanese per quello che riguarda la musica, però è corposa, anche qui è consistente. Da dove partiamo, Giovanni? Beh, partiamo per semplicità in ordine cronologico. Beh, intanto c'è da dire che il programma veramente accontenta un po' tutti i gusti e si parte accontentando, diciamo, i più giovani con uno delle star di Amici, che è Ricky, milanese, cantautore, ha vinto Amici l'anno scorso e quest'anno parte per il suo primo tour. E sta andando benissimo, quindi tanti ragazzi adorano questo tipo Tanto di... faccio una rapida carrellata. Eccolo qua, lo vediamo Ricky. proprio lì. Ricky, esatto. Quello lì è il giorno 12 di luglio. Poi facciamo un salto, come vedete sotto lì, a Jesolo per la data zero di Laura Pausini, del suo tour mondiale nuovo. Ma rimanendo su Lignano, passiamo al 18 di luglio con i Kasabian, quindi band indie rock. Altro grandissimo concerto. Altro grandissimo lo metto concerto. sul podio degli appuntamenti da non mancare. È il mio personale, poi ognuno si fa la scaletta che preferisce. Ma il calendario è ricchissimo, come potete vedere, ne parleremo dopo, magari in contemporanea c'è un altro grande nome che è Steven Tyler a Trieste, ma ne parliamo magari. Sì, no, dai, lanciamolo, perché Steven Tyler ha proposto, è talmente contento di suonare a Trieste che ha voluto salutare tutti quanti. Vediamo un attimo come si è proposto per il pubblico italiano, triestino o della regione in questo caso. Ciao Trieste! Hey, Steven Tyler here. We're going on tour this summer. Yeah! Loving Mary Band. We can't wait to see you July 18th in Trieste. Oh my God. Only the Italians do it this good, you know what I'm saying? Poi dall'età indefinita Steven Tyler è uguale da circa non è 25 anni. Non è più un giovanotto, ma la sua voce rimane strepitosa, veramente. Quindi 18 di luglio Steven Tyler sarà il grande protagonista. Sempre gran personaggio, grande presenza scenica. Guarda qua, rock assoluta. Scorrendo un po' la timeline, come si direbbe, vedo anche un De Gregori, Fabrizio Moro, un Miles Kennedy, Annalisa Adaiello, veramente ancora tante cose. Si fa fatica anche un po' a ricordarsi tutti. Come si fa a gestire tutti questi appuntamenti? Beh, la cosa migliore è andare sul nostro sito internet, mi hai fatto proprio un assist, perché lì si trova tutto, completo di tutte le informazioni, ovviamente. Dico a livello lavorativo proprio. Ma ci si allena. Ok, ci si allena, si è abituati, si fa pratica, poi esatto, diciamo una stagione vissuta intensamente. Senti, per chiudere ci spostiamo un attimo fuori provincia, ma non posso non nominare David Byrne, perché insomma per chi ama i Talking Heads, ma per tutti gli amanti della musica è un appuntamento anche questo a Trieste in Piazza Unità d'Italia il 21 luglio, no? Uno deve investire 3 stipendi in biglietti dei concerti, però insomma fate la vostra selezione, però è un bel investimento. È un bel investimento, sì, è vero, l'offerta è molta, è giusto anche fare delle scelte. David Byrne dovrebbe essere fra le prime scelte, infatti i numeri lo dimostrano,
chiama la musica di Talking Heads, ma anche oltre, perché questo è un artista visionario. Sì, è un artista, diciamo, a 360 gradi, non solo musica, ma arti visive. Arti visive, esattamente. Un grande. Il 21 luglio sarà appunto in Piazza Unità a Trieste. Senti Giovanni, ritorno indietro, faccio un po' di slow motion e cerco di pensare a tutto quello di cui abbiamo parlato. È sicuramente tanto materiale, ma insomma i nostri telespettatori sono svegli, interessati e riusciranno sicuramente a fare la loro selezione. Con te abbiamo provato a dare un quadro d'insieme, penso che ce l'abbiamo fatta, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a tutti voi, a presto. E grazie a tutti, appuntamento alla prossima con Viceversa.